un appuntamento che ormai è arrivato alla 27ª edizione, è un momento per quasi chiudere la stagione estiva. La festa del vino rappresenta questo momento da un lato e dall'altro lato il raccolto, perché anche quest'anno a causa del grande caldo diciamo che la vendemmia si è già conclusa. È un momento importante per il territorio. Questo territorio, assieme ai comuni di Menfi, di Santa Margherita, Sambuca, Contessa, traccia il percorso della via del vino, delle terre sicane. Vuole essere un modo per stare insieme, per divertirsi, per festeggiare il vino e assieme al vino ovviamente la buona musica, il cibo, e quindi è un percorso enogastronomico e devo dire ha grandi risultati ogni anno, perché la gente viene, è un appuntamento che ormai si è consolidato nel tempo. E questa mattina non c'è stato un momento più bello di inaugurare un vigneto didattico. Tutti i viticoltori, le cantine che sono presenti si rivedono in questo momento che è bello per tutti. Quest'anno ci sono 9 cantine che hanno partecipato e che ringrazio veramente di cuore, la cantina di Giovanna, la cantina Sette Sole, le cantine Cellaro, Tamburello Vini, Palazzolo, Domina Micina. Grazie a loro si svolge questa festa.